Un'azione così da parte No, sua? no, 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 una cosa così no, no, avrei mai pensato. Non ci saremmo mai aspettati ovviamente una cosa del genere, sicuramente un colpo di testa, non mi viene da dire altro, un colpo di testa. È sotto shock la borgata di Quargenta, a Villaga, piccolo comune del Basso Vicentino. La tragedia, il femminicidio che si legge e si vede che accade altrove, oggi ha colpito la piccola comunità. Una persona conosciuta da tutti, perché nei paesi ci si conosce un po' tutti, ha ucciso probabilmente premeditandolo la moglie, freddandola con 4 colpi di pistole, rendendosi poi irreperibile. Una tragedia inimmaginabile agli occhi di chi lo vedeva tutti i giorni, che lo conosceva, anche se superficialmente. E stava sistemando questa nuova abitazione, penso che l'abbia acquistata, non lo so se sia stata acquistata oppure ereditata, non lo so questo. E lo vedevo tutti i giorni che stava lì, anche ieri l'ho visto. Lo incrociavo quando andavo a spasso con il cane. Lui è un personaggio, nel senso che è un po' appariscente, fuori dalla norma, però parlandoci mi sembrava tranquillo, niente da dire, nel senso che comunque scambiavamo quelle 2 o 3 parole, si parlava della casa che stava sistemando, aveva un cane, ma ecco, si passava quelle 2 parole che si fanno con i vicini. I capelli lunghi, la barba incolta, di più non posso dire niente. No. Pierangelo dai racconti appare un uomo tranquillo nonostante i problemi economici, una serenità minata dalla gelosia per Rita che forse aveva deciso di lasciarlo. Da qualche giorno sembra non dormisse a casa e comunque in pochi vedevano in giro. L'ho vista ancora 2 anni fa quando passeggiavano qua, però cosa vuole? Poi lui abitava dentro il quartiere, lui a casa sua, io a casa mia, si fa fatica, non è che esci in strada, non è che ci sia un punto di ritrovo, un bar, un qualcosa dove ci si può trovare, per cui l'ho vista un paio di volte.